La Sitillina qui in Marignana avevano retta di già d'altri. Abbiamo aspettato l'acqua per poter avere una ruscia, se no era un commissariato, un chauffeur centrale, un cheminè, l'elettricità, quando il vento e l'acqua uliano, abbiamo l'elettricità, la televisione, quella è giunta nell'annata 62, ma di tutto questo ce ne affuttiamo, non c'era nemmeno chi la ia, dunque, che fossimo noi o i più ricchi del paese o i più disgraziati, erano tutto paro, televisione non ce n'era. C'è solo un regretto è che i corsi hanno lasciato cascare la corsa troppo presto. Non so mica di quelli che dicono che tutte le avvenanze che non c'è più nulla che vale. In giorno campa la sua epica, in giorno campa le sue difficoltà, in giorno campa le sue amicizie. E dopo fermano i buoni momenti. È la corsa della nostra gioventù, è la corsa di nostri uomini, di nostri missiari, e come abbiamo tutti un sintomo particolare in corsa, soprattutto per gli anziani, per i uomini missiari e minnani, che c'è tutta seppega qui, ben inteso è la meglio non, ma c'è parecchie cose che per me non sono mica tutte affatto giuste e che per bisogno stiamo in train di imbelliscere. E ben dire che non sono mica di quelli che dicono che non si andava tutto bene. Se dico che regretto il passato, sono pessimista. Se dico che no, è così e che siamo in train di campare un'epoca eccezionale, sono ottimista. Ben inteso ci sono situazioni, c'è un problema di droga, c'è un problema di non abbiamo più troppo visto alla vene. Ma penso che è un momento che è assai importante di agosto, che siamo in train di campare, e come tutte le cose forti non ce ne abbiamo mica sempre e siamo un po' impauriti, ma è un'epoca importantissima per la Corsica. La gioventù è di credere che in questo paese, in questa isola, c'è una vena, che noi abbiamo provato a fare qualcosa, ma che ieri mica compie, perché non si compie mai in questi capitoli qui, ma di a suidarli e a portare la Corsica il più lontano possibile e soprattutto senza violenza e senza cattivezza.